L'ospedale Codivilla tornerà ad essere un punto di riferimento importante per chi abita a Cortina, nella provincia di Belluno, per chi ci lavora e per chi la sceglie come meta delle proprie vacanze. E nel 2026 anche per atleti e squadre che gareggeranno ai giochi invernali, nella sua funzione di policlinico olimpico. La Regione ha approvato il progetto preliminare dei servizi sanitari e affidato l'organizzazione all'ULSS 1 Dolomiti. È una sfida importante, quello che ci aspetta e che vogliamo assolutamente cogliere e vincere. È stato predisposto un gruppo di lavoro che sta affrontando sia le tematiche di carattere amministrativo, ma soprattutto quelle di carattere sanitario, di salute pubblica, di emergenza-urgenza, di cure primarie. Per riuscire a fare del Codivilla il Policlinico Olimpico, Regione e ULSS hanno dovuto assecondare le richieste della GVM che gestisce l'ospedale, concedendo i 20 milioni che mancavano all'appello per coprire i costi per l'esecuzione dei lavori. In base all'accordo sottoscritto un mese fa, le opere dovranno essere concluse entro il prossimo settembre, pena sanzione con penali. Ma tutto lascia pensare che questa volta il cronoprogramma sarà rispettato perché la copertura dei servizi sanitari è tra le garanzie fornite dalla Regione Veneto al CIO. La delibera approvata oggi a Palazzo Balbi è un documento cornice che dovrà essere adattato in base al dimensionamento degli eventi. Ma già gli elementi identificativi del piano sono chiari. All'ULSS 1 sono affidate tutte le attività amministrative connesse alla gestione dei servizi sanitari, confermato il dottor Paolo Rosi, direttore del Dipartimento regionale del SUEM, nel ruolo di manager per l'evento. Definite le modalità di regolazione dei rapporti con le altre ULSS venete per fornire supporto di personale. A evento chiuso, il Policlinico Olimpico a disposizione di atleti, squadre e popolazione presente durante l'evento, il Codivilla sarà restituito totalmente alla comunità. Con 86 posti letto di area medica, di area chirurgica, di area riabilitativa, affiancato all'interno dell'ospedale da servizi di diagnosi e cura, da un servizio di pronto soccorso e da un'ampia area ambulatoriale.